Allarme per la mancanza di medici in tutta la regione. Di oggi i dati delle ULS e dalle aziende sanitarie. Il coro, l'autonomia è fondamentale per attrarre professionalità e gestire la situazione. Processo Rubiter, le dichiarazioni rilasciate poco prima di morire con suicidio assistito in Svizzera dall'ex legale veneto della ragazza hanno spinto la Procura di Milano a nuove indagini. Nei prossimi giorni in arrivo vento, pioggia e neve, scatta l'allerta meteo in Veneto tra venerdì e sabato. Falsi vini DOP e IGP, il blitz dei carabinieri del NAS in numerose cantine del nord-est, una decina gli indagati. Quota 100 al via, da oggi i patronati Inca hanno cominciato a raccogliere le richieste, l'allarme della CGIL, rischio collasso soprattutto per pubblico impiego e scuola. Boschi devastati, oggi donati ai volontari della protezione civile 60 motoseghe da un'azienda trevigiana. L'assessore regionale Bottacin fa il punto della situazione sugli interventi in montagna. Un laser in grado di rendere polvere i calcoli renali, uno dei primi macchinari simili nella sanità pubblica italiana, è stato acquistato dal reparto di urologia del Sant'Antonio di Padova. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto e allora cominciamo, lo avete sentito, da questo allarme lanciato di fatto all'unisono oggi dalle ULS della nostra regione, la mancanza di medici in tutto il territorio. Oggi il punto, lo dicevamo, per esempio cominciamo da Padova, e concentrandoci su quello che è l'ombrello della riforma sanitaria del Veneto voluta da Luca Zaia, cioè l'azienda zero, che di fatto tiene i conti un po' per tutte. Cominciamo da qui. 81 medici di pronto soccorso, 31 ginecologi, 29 pediatri. Il totale dei posti a concorso arriva a 299. Sono i numeri dell'emergenza che sta vivendo il Veneto. I concorsi ci sono dalla nascita di Azienda Zero, coordinati su base regionale per far fronte alle richieste di tutta la regione. A mancare sono i camici bianchi. Siamo attivi e ritariamo continuamente le procedure concorsuali, quindi facciamo parte sempre per garantire sempre la presenza dei graduatorie. Qual è il vero problema? Che rispetto al numero di posti messi a bando abbiamo una partecipazione inferiore di candidati rispetto ai posti da coprire. Un esempio, 167 posti a concorso in 2 anni nell'ULS 6 di Padova, solo il 20% è stato coperto. Non un problema di fondi, spiega il direttore generale. Non è un problema di autorizzazioni regionali, perché la regione le autorizzazioni ce le dà tutte e nel caso specifico di Padova addirittura ci ha dato 26 dirigenti in più al di sopra del turnover, quindi implementando ulteriormente dirigenti medici. Il problema è che non si trovano e non è neanche un problema, dicevo, né di autorizzazioni o di soldi, perché li abbiamo disponibili. Critica anche la situazione in azienda ospedaliera. In azienda ospedaliera riusciamo abbastanza a reclutare le sostituzioni secondo il fabbisogno che abbiamo, con criticità però nei tempi rispetto alla disponibilità dei medici, perché di volta in volta aspettiamo i nuovi specializzati. Quindi ogni anno andiamo in crisi, aspettiamo i nuovi specializzati, poi riusciamo a coprire in parte le carenze che abbiamo. In alcune discipline, vedi pediatria e anestesia in particolare, abbiamo difficoltà anche noi a coprire tutti i posti liberi che abbiamo. Numero chiuso, accesso alle specializzazioni, un difetto nella programmazione delle esigenze a monte all'origine del problema. Dal Veneto, direzione Roma, partita una serie di proposte. E poi Treviso, dove il direttore generale Francesco Benazzi invoca l'autonomia per fare sì che gli ospedali veneti diventino più attrattivi. La Regione autorizza puntualmente le assunzioni, ma trovare medici specialisti è un'impresa. Snocciola i dati il direttore generale dell'ULS 2, Francesco Benazzi, per tracciare i contorni di una situazione a dir poco complicata. Nei 6 ospedali della provincia mancano complessivamente 118 medici e questo malgrado concorsi, bandi, avvisi, anestesia, ginecologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, radiodiagnostica, alcuni dei settori più in sofferenza. Le scuole sfornano pochi specialisti e nell'accaparrarseli le ULS venete devono vincere la concorrenza del privato e anche delle regioni a statuto autonomo. A Bolzano un medico guadagna mediamente 4.200 euro al mese, a Treviso 2.500. Dobbiamo essere più attrattivi. Cosa fare?
basterebbe l'autonomia senza mandare messaggi strani. Lo dico sempre, Bolzano ha la possibilità di essere attrattiva perché ha la possibilità di pagare di più i propri collaboratori. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, dobbiamo ovviamente cercare di cambiare, di mutare il sistema universitario, quindi dare la possibilità a chi si è laureato in medicina di poter accedere alla specialità lavorando all'interno degli ospedali. La terza cosa, puntare sempre di più all'eccellenza, quindi di avere dei direttori di unità operativa complessa che per la loro capacità e la loro professionalità attirano i giovani medici. Meno drammatica la situazione degli infermieri. 175 le assunzioni autorizzate dalla Regione ed effettuate dall'ULSS, che può attingere da un concorso che si sta concludendo, a cui si sono presentati in più di 1000. Problema più complesso per gli operatori sociosanitari. Dei 94 da assumere ne sono stati trovati per ora solo 65. In questo quadro già delicato entra a gamba tesa l'incognita quota 100. Potenzialmente sono 142 i professionisti che potrebbero decidere di andare in pensione. Noi confidiamo, anche perché i nostri professionisti sono molto legati all'azienda e al loro lavoro, che di questi veramente pochi aderiscono a quota 100, tenendo anche conto che gli stessi dovrebbero poi rinunciare per 2 anni a fare la professione del medico, e nessun medico, ecco, visto che ha fatto una scelta etica, credo sia così come dire, propenso a evitare di lavorare 2 anni nella professione che ha sposato, proprio perché è una professione tra virgolette diversa rispetto alle altre. Di fatto una missione, insomma, quello che dice Benazzi della professione del medico. E adesso il caso Rubiter, lo ricorderete, il processo, le dichiarazioni di un rilasciate poco prima di morire con suicidio assistito in Svizzera dall'ex legale veronese della ragazza hanno spinto la procura a nuove indagini in questo processo. La Procura di Milano ha deciso di procedere con un'attività integrativa di indagine nell'ambito del processo Rubiter, che vede tra gli imputati Silvio Berlusconi, e questo dopo la morte con suicidio assistito in Svizzera lo scorso 5 dicembre dell'avvocato veronese Egidio Verzini, ex legale di Ruby nel 2011. Il legale, che aveva spostato la sua residenza a Treviso, prima di partire per la clinica aveva rilasciato all'ANSA una dichiarazione in cui parlava di un pagamento di 5 milioni di euro dall'ex premier a Ruby tramite una banca di Antigua. Dichiarazioni che il legale di Berlusconi, l'avvocato Ghedini, definì totalmente destituite di qualsiasi fondamento. Verzini, nel momento in cui rilasciò questo memoriale, spiegò di aver deciso di rinunciare all'obbligo del segreto professionale sul caso per un dovere etico e morale. Dopo queste parole, da quanto si è appreso, l'avvocato da tempo ammalato sarebbe andato in Svizzera e su sua richiesta la notizia della morte è stata rivelata solo un mese dopo. Alla luce di quelle dichiarazioni, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Luca Gaglio hanno deciso di effettuare attività integrativa di indagine nell'ambito del processo Rubiter, dove verranno depositati gli atti degli accertamenti. Verzini, tra l'altro, avrebbe spiegato di essere in possesso di ulteriori elementi e di informazioni documentate riguardo alle sue affermazioni. Al momento, da quanto trapela, gli inquirenti avrebbero acquisito il certificato di morte e i documenti relativi alla cancellazione dall'ordine degli avvocati di Verona dopo il decesso. Una nuova fase di intenso maltempo sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti e nevicate specie in quota, forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. Sulla base di queste previsioni emesse da ARPAV, la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in alcune aree del territorio e per vento forte in altre zone, dalle ore 6 del 1 febbraio, quindi venerdì, alle ore 14 del 2 febbraio. Ora torniamo sulla vicenda delle scorse ore, la ragazzina scomparsa da Venezia. Ci sono buone notizie. È stata ritrovata a Venezia, in un appartamento di Dorsoduro, Jessica Garofalo, la quindicenne scomparsa una decina di giorni fa da Bolzano. A lanciare l'appello sui social era stata sabato scorso la madre Natasha Grumser, quando la giovane mancava da casa già da diversi giorni. È scomparsa con un ragazzo, denunciava la donna, e potrebbe essere insieme ad altri coetanei. Sospetto poi rivelatosi vero. Nell'alloggio dove è stata rintracciata dalle forze dell'ordine si trovavano infatti altri 4 minorenni, 3 ragazzi di origine macedone e un'altra italiana. Erano partiti tutti insieme da Bolzano, fuggendo dalle rispettive famiglie. I ragazzi sono stati affidati agli agenti della questura del capoluogo altoatesino, che li accompagneranno a riabbracciare i loro cari.
Un'indagine è stata aperta per capire il motivo della fuga dei ragazzi. La mia Jessica è stata finalmente ritrovata, ha annunciato la madre su Facebook tra la commozione dei suoi contatti. Grazie a tutti di essermi stata vicino. Falsi vini DOP e IGP, c'è il blitz dei carabinieri del NAS di Udine dalle prime ore di oggi in tutto il nord-est, una dozzina di province coinvolte, tra le quali Treviso, Venezia e Padova. I carabinieri e i tecnici dell'Ispettorato Repressione Frodi hanno perquisito su disposizione della Procura di Pordenone una cinquantina tra cantine, distillerie, imprese agricole, abitazioni e ditte di trasporto. Da quanto si sa, gli indagati sono una decina. Gli accertamenti sono volti ad acquisire elementi di prova relativi a comportamenti fraudolenti messi in atto, secondo i carabinieri, in una cantina della provincia di Pordenone. E poi l'altra novità che caratterizza poi questa giornata è la quota 100. Vediamo come è andata per esempio ai patronati di Treviso. Ma lei avrebbe già maturato i requisiti per andare in pensione? Io a 62 anni ho preso i requisiti e adesso... Perché no? Perché lavoro ancora e guadagno di più. A questo signore di quota 100 non interessa poi tanto, lavora e vuole continuare a farlo, ma non tutti possono dirsi così fortunati. Negli uffici di CAF e sindacati, cui siamo alla CGIL di Treviso, è iniziato oggi il via vai degli aspiranti pensionati, intenzionati ad andare in pensione con il neonato sistema di quota 100. La procedura è uscita ieri e quindi da oggi diciamo che le domande possono essere inoltrate attraverso il canale telematico. In effetti già ieri qualcuno ha già presentato la domanda. Nella Marca coloro che possono usufruirne sono potenzialmente circa 10.000 persone, secondo una stima di CGIL, cifra che realisticamente si abbasserà a 4-5.000, tenendo conto che i requisiti fondamentali per entrare sono due. Quota 100 si fa con almeno 62 anni di età, quindi questo è il primo dato da verificare. Chi quindi ha raggiunto questa età anagrafica e sa di poter contare su 38 anni di contributi può venire a verificare poi l'effettiva correttezza dei contributi e quindi l'inoltro della domanda. Intanto le prime domande sono già pronte per essere inoltrate. Per la provincia di Treviso come patronato Inca una cinquantina di domande sono già lì sul tavolo pronto a essere trasmesse di persone che hanno già acquisito il diritto, di cui abbiamo già verificato appunto il diritto, quindi che potremo inoltrare alla sede INPS. Le richieste sicuramente saranno molto di più, sono molti di più e quindi l'obiettivo è quello di fissare appuntamenti a tutti i richiedenti per verificare il requisito e poi inoltrare la richiesta. Ma rischia una nuova emergenza il comparto soprattutto di scuola e sanità. Lo abbiamo detto in apertura, forse perché l'occasione secondo i dirigenti e l'opportunità è l'autonomia, ma se molti aderiranno a quota 100 si apre un nuovo problema. Vediamo. Quota 100, la speranza di raggiungere la tanto sospirata pensione per molti è vicina, ma il sindacato denuncia bisogna fare attenzione, sono a rischio i settori fondamentali, dal sociale all'istruzione. Abbiamo visto che la stragrande maggioranza delle persone che stanno chiedendo di andare in pensione con quota 100 provengono dal pubblico impiego e dalla scuola e quindi noi andremo a sguarnire in poco tempo settori fondamentali che garantiscono i servizi sociali, i servizi sanitari e anche l'istruzione, senza che ci sia un percorso di affiancamento per coprire questi posti vacanti. La tanto sospirata pensione è diventata una realtà, ma vediamo chi può presentare la domanda. Sono interessate tutte le persone nate nel 57, nel 56, nel 55, nel 54 e nel 53, perché sono tutte persone che se hanno 38 anni di contributi possono andare in pensione senza aspettare l'età di vecchiaia che è fissata in 67 anni. Oppure, spiega Barbiero, possono andare in pensione le persone che hanno 43 anni di contributi indipendentemente dall'età, ma alla quota 100 esiste anche un limite da non sottovalutare. Noi sappiamo perfettamente che nelle 5 classi che dicevo prima di nati dal 57 in giù ci sono molte persone, tra cui donne, dove sostanzialmente gli anni di contributi sono 20, 25, 27, quindi non arrivano alla soglia dei 38 e questo è il limite di questa quota 100, perché queste persone alla fine, se sono disoccupate, restano senza lavoro e senza pensione. Il sindacato infatti ha chiesto che l'elemento di flessibilità di uscita a 62 anni valga anche per le persone che abbiano 20 anni di contributi.
Insomma, rimangono ancora molti interrogativi su quota 100, ma la gente sta già iniziando la fila agli sportelli, una possibilità che molti non vogliono di certo perdersi. E se a Palermo, scusate, è stato stanato il primo furbetto anzitempo del reddito di cittadinanza, come sapete, ne abbiamo parlato in questi giorni, un caso simile anche nel nord, dove le coppie pensano di separarsi, lo scopriremo adesso a Villafranca Padovana, nell'Alta Padovana, per abbassare l'ISEE e quindi poter rientrare nei benefici. Vediamo. Coppia di fatto convivente, anzi no, meglio coinquilini single. In questo ultimo periodo si è registrato un incremento di precisazioni che sono state fatte all'anagrafe del comune di Villafranca Padovana. Molti si sono recati in municipio per dichiararsi single o per una separazione consensuale. La segnalazione degli uffici è arrivata all'attenzione del sindaco Luciano Salvò, che poco crede alle coincidenze. Da aprile infatti la manovra finanziaria voluta dal governo fornirà il reddito di cittadinanza a coloro che non hanno lavoro e hanno un ISEE molto basso, e quindi i single sono una categoria che più facilmente rientra nei requisiti. Il reddito di cittadinanza prevede la possibilità di ottenere appunto l'agevolazione per le persone che in qualche modo, pur convivendo, non abbiano vincoli di sangue o vincoli di carattere giuridico e nemmeno vincoli di carattere affettivo. Il sindaco promette controlli e impieghi socialmente utili per coloro che rientrano nei requisiti del reddito di cittadinanza come previsto dalla legge, invitando però al rispetto delle regole. Se questi dati in qualche modo riusciamo a rilevarli in uno dei comuni come questo, che riguarda un territorio, quello del nord o del nord-est, dove tendenzialmente non c'è mai stata questa grande richiesta di assistenzialismo, non oso pensare alla dimensione che può acquisire questo fatto a livello nazionale. La popolazione di Villafranca Padovana intanto scherza su questa notizia e molti dicono di preferire la dolce metà. Preferisce la moglie o diventare single per avere il reddito di cittadinanza? La moglie. A me mi taglio mia moglie. Preferisco la moglie. Ha 65 anni che siamo insieme. Si vuole fare un po' i furbetti con questo reddito di cittadinanza? Beh, il mondo d'oggi che ognuno ha la possibilità di farlo, lo fanno tutti. Io sono sposata, sto bene così, poi non so, perché trovano che con il reddito di cittadinanza lavorano meno e prendono i soldi lo stesso. È meglio tenersi il marito? È meglio tenersi il marito, sì, e anche i figli. Meglio farle anonime queste interviste, chissà il risultato del sondaggio. E ora insieme all'assessore regionale Bottacin facciamo il punto sulla situazione dei luoghi colpiti dall'alluvione lo scorso ottobre-novembre 2018, mentre continuano le iniziative di solidarietà. Da oggi la Protezione Civile regionale avrà 60 nuove motoseghe. Sono state donate da un'azienda di Castelfranco come sostegno alle località colpite dal maltempo lo scorso novembre. Siamo veneti e viviamo nel territorio. Ovviamente il territorio veneto, il bellunese in particolare, è stato colpito da una situazione di maltempo molto grave e siccome noi questo prodotto facciamo prodotti per il giardinaggio e in particolare facciamo anche motoseghe, era il prodotto che è stato forse più consumato nell'emergenza e di conseguenza è un aiuto per diciamo, sopperire a questi consumi andando incontro a chi ne ha usato per fare il bene nostro. A Belluno vengono assegnate 8 motoseghe, quindi... Gli attrezzi sono stati distribuiti a varie organizzazioni della Protezione Civile che stanno operando per contribuire all'attività di ripristino delle aree boschive del territorio e per il recupero del legno, lavoro che deve essere ancora svolto nell'immediato e soprattutto nei prossimi mesi. Alla consegna era presente anche l'assessore regionale alla Protezione Civile che ha fatto il punto della situazione. La situazione diciamo che è complessa, ma lo sapevamo fin dalle prime ore, no? Il capo dipartimento della Protezione Civile aveva definito lo scenario apocalittico e stiamo parlando del capo dipartimento, quindi uno è abituato a vedere scenari complessi. Abbiamo ripristinato l'energia elettrica e la viabilità, apparentemente sembrerebbe tutto tornato normale, non è così, l'abbiamo detto fin dalle prime ore, abbiamo una serie di frane e di rischi idrogeologici nuovi da monitorare e da gestire, abbiamo tutta una viabilità secondaria
da ripristinare, abbiamo 28.000 ettari di alberi schiantati che in alcuni casi non possiamo rimuovere subito perché gli alberi schiantati fanno da paravalanghe, abbiamo siti valanghivi nuovi che stiamo monitorando, anche questa mattina c'è stata una riunione in prefettura a Belluno per gestire la nevicata che ci sarà fra giovedì e venerdì, quindi stiamo cercando di gestire tutto al meglio, sapendo che se abbiamo avuto 600 milioni di euro di danni sulla viabilità e sulle opere di difesa del suolo, vuol dire che la soluzione di tutti i problemi non può esserci nel giro di un mese, neanche due, ma ci vorranno un paio d'anni. E quindi dalle vive parole dell'assessore regionale scopriamo che già comincia comunque a nevicare giovedì. Intanto l'emergenza detriti sul letto del fiume Brenta, il nostro viaggio per documentare la situazione. Stiamo scendendo sul letto del fiume Brenta, in questo punto il 29 ottobre c'era acqua, guardate com'è la situazione a mesi di distanza, qui c'è addirittura ancora un albero sradicato, in giro rami spezzati. Direi che la situazione è tutt'altro che a posto, ma di chi è la competenza? Chi deve pulire? Chi deve sistemare? Che cosa succederebbe nel caso di un'altra piena? Il Brenta, così come gli altri fiumi del Veneto, dopo le piene d'autunno l'emergenza è rappresentata dai detriti. Gli scenari sono quelli che vi stiamo documentando con le nostre telecamere e il tema è quello della manutenzione dei soliti rimpalli di responsabilità. Quel che è certo è che la pulizia è indispensabile per evitare che tronchi e ramaglie vadano ad ostruire i corsi d'acqua in caso di nuovi eventi straordinari. Una volta, molti lo ricorderanno, ci pensavano direttamente i contadini a sistemare la Brenta. Ricordo mio nonno che andava a fare legnatico nel periodo primaverile lungo il Brenta perché era lì e tirava su quello che il Brenta durante l'inverno, le piene autunnali, insomma, creavano come danno. Oggi tutto questo non si può fare perché ci sono delle leggi che invece dicono che bisogna muoversi entro ambiti molto precisi, che lo dobbiamo fare noi e lo facciamo con la dovuta programmazione. Insomma, lo deve fare il Comune su delega del Genio Civile, che è competente in base a un regio decreto risalente al 1904 e rischia di finire nei guai chi decidesse di andare a pulire gli argini senza essere autorizzato. Qui parliamo però di aree demaniali, quindi non c'è il diritto di proprietà e quello che si può fare nelle aree demaniali è normato ed è normato in maniera sempre più precisa perché c'è tutto un concetto di responsabilità. E qui ci si scontra, come spesso accade, con i tempi della burocrazia e con l'ormai cronico problema del reperimento dei fondi. Comunque sia, per quanto riguarda il territorio di Bassano, il Comune si sta organizzando. È un'attività che viene fatta all'inizio della primavera, quindi noi la stiamo programmando adesso e avverrà tra i mesi di febbraio e marzo. Ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo a Venezia per alcune novità, dopo la protesta ricorderete di alcuni parrocchiani. A tra poco. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, subito a San Zuliano, il patriarcato ancora al centro di polemiche a Venezia. Nel prossimo servizio vi spieghiamo perché. Nelle ultime ore nella chiesa di San Zuliano a Venezia e dintorni sono stati affissi alcuni volantini con accuse nei confronti di sacerdoti e di presunta ignavia e inerzia da parte del patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. Episodio che ha indotto il patriarcato a sporgere denuncia a querela per diffamazione nei confronti di ignoti. Il contenuto, si legge in una nota del patriarcato, è altamente lesivo della reputazione dei soggetti coinvolti, con affermazioni gravemente diffamatorie e destituite di ogni fondamento nei confronti del patriarca di Venezia e altresì gravemente offensive della reputazione di sacerdoti esplicitamente indicati con nome e cognome. Il fatto è stato prontamente segnalato alla Procura della Repubblica. Lo scorso dicembre la parrocchia di San Zuliano è stata al centro delle cronache per la decisione di spostare il parroco Don Massimiliano d'Antiga. C'era stata una vera e propria rivolta da parte dei fedeli che inviarono anche 500 lettere al Papa e decisero di incontrare il patriarca. Io lo mando dove è possibile confessare e abbiamo bisogno di confessioni, dove si celebra l'Eucaristia, che è la cosa più grande che un prete che possa fare, nella chiesa maggiore della diocesi,
che è la cattedrale di San Marco. E le dico anche un'altra cosa, non lontano da dove era prima, con la possibilità, scusate, con la possibilità di seguire il gruppo dei genitori che hanno giovani in cielo, cosa che è stata detto subito a tutti già domenica sera. Nonostante il patriarca avesse assicurato ai fedeli che Don Dantiga poteva continuare a seguire il gruppo dei genitori con i figli in cielo, ad oggi non si sono ancora rassegnati di averlo perso. Per questo sabato 2 febbraio faranno una manifestazione pacifica in segno di ulteriore protesta. Il ritrovo sarà alle 15 a San Zulian, per poi andare insieme davanti alla sede del patriarcato. Un flash per ricordarvi soltanto che questa sera c'è 20:10 come sempre, il nostro direttore Luigi Bacialli intervista il costituzionalista Mario Bertolissi, il tema è quello dell'autonomia. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo, grazie. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino, con possibili schiarite nell'arco della giornata. Non si escludono nevicate sui confini alpini, possibili un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime comprese tra i -2 e -1 grado, massime comprese tra i 4 e i 7 gradi. Vediamo che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, con possibili precipitazioni lungo la costa. Temperature minime comprese tra gli 0 e 2 gradi, massime comprese tra i 5 e i 7 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà molto nuvoloso su tutti i settori, con possibili deboli rovesci di neve a livello locale. Temperature minime oscillanti tra i -3 e -2 gradi, massime comprese tra gli 1 e i 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.